Adesso a una donna per un saluto a tutte le donne. Credo che sia veramente importante che una donna importante parli con tutte le donne che sono presenti. Grazie. Anch'io mi unisco alle scuse per il ritardo, ma ero con loro, quindi avevamo questo importante, colpa vostra, di entrambi, sì, mi hanno trattenuto, effettivamente era un argomento importante, abbiamo avuto l'occasione di poter avere il Ministro, quindi su alcuni temi molto delicati per la nostra regione ne valsa la pena. Che dire, grazie intanto per questo momento, grazie per aver organizzato questo evento, grazie a questa importante associazione che da quasi 80 anni è sul territorio per aiutare le donne, la famosa rete al femminile che di fatto va a compensare a volte quando lo Stato, un'amministrazione non riesce ad arrivare puntuale. Quello che però non è solamente il momento legato rispetto all'8 marzo, quello delle feste, delle cene, come si è detto, è quello di fare un po' il punto della situazione a livello anche di quello che è stato fatto per le donne e di quello che ancora c'è da fare. Purtroppo anche quest'anno abbiamo avuto un aumento per quanto riguarda i femminicidi e secondo me il punto massimo della barbarie l'abbiamo visto con l'omicidio di Giulia Tramontano e del suo bambino. E abbiamo anche da analizzare il perché ancora oggi, e anche questo dato ahimè in crescita, le donne nel momento in cui hanno un bambino si licenziano e non vanno più a lavorare. Il perché non riusciamo come Stato a dare quelle risposte per far sì che una donna possa in tutta serenità poter decidere di essere mamma e decidere anche di continuare la propria professione. Molto probabilmente ancora quelle risposte tardano a venire. Quello che è la responsabilità da parte nostra è proprio di andare a capire dove poter andare ad inserire magari quegli strumenti che forse oggi non arrivano in modo capillare. E poi un messaggio legato un po' a quello che è il periodo con molte guerre alle nostre porte. Ecco, io direi che anche su questo tema le donne oggi troppo poco sono utilizzate per quelli che sono i processi di pace, in quelle che sono le trattative proprio per arrivare alla pace. La donna come l'altra metà del cielo che dona la vita, ecco, dal mio punto di vista, se fosse maggiormente utilizzata proprio per andare a risolvere quelle che sono quelle situazioni di conflitto, penso che potrebbe dare quel valore aggiunto che ancora oggi invece manca. Quindi questo per me è un messaggio di augurio per il futuro, avere più donne che possono andare a intervenire in quelli che sono i conflitti per far sì che si ritorni finalmente a un mondo dove la pace è quel fattore che tutti ci tiene inseriti e che fa sperare per un futuro per i nostri figli. Grazie nuovamente. Lei ha sottolineato nel corso del suo intervento più donne proprio anche in ragione della pace del mondo. C'è bisogno di questo intervento? Direi di sì, anche perché i dati rilevano che solamente all'incirca il 10% della presenza femminile è in quelli che sono gli accordi di pace. Quindi dal mio punto di vista la donna, quanto la figura che comunque dona la vita, dovrebbe essere maggiormente coinvolta proprio nei percorsi di pace. Oggi più che mai con uno scenario mondiale che vede diversi focolai in atto, quindi ritengo che quella che è la figura femminile potrebbe essere quel fattore che può veramente andare a lavorare nei percorsi di pace e per far sì che la pace sia di nuovo quell'elemento predominante a livello mondiale. E anche su campi più ristretti però si è stato sottolineato anche l'importanza dell'intervento del CIF. Ma direi proprio di sì, perché di fatto associazioni come il CIF, che di fatto hanno nella loro mission quello che è una rete a supporto delle donne, magari quelle donne che possono essere ancora in difficoltà, semplicemente anche per quello che è un supporto allo studio, un supporto a quelle che sono magari delle difficoltà familiari. Ecco, associazioni come queste fanno sì che la rete femminile possa essere di un valido aiuto proprio per il mondo al femminile. Le rivoluzioni sono processi lunghi e complessi, ma sono sempre innescate da piccoli ma significativi cambiamenti.
Il mondo di oggi evolve, muta e si trasforma con una velocità mai vista in precedenza. Il cambiamento può essere rischio od opportunità, instabilità o ricerca di nuovi assetti. Evidence è cambiamento, evidence è rivoluzione, evidence è il primo passo per innovare il mondo della logistica e dell'advertising proponendo lo Smart Container ISO. Dall'intuizione di Angelo Martinengo e Giorgio Perrino, che da decenni proponevano di utilizzare i container come vettori pubblicitari, si è arrivati, grazie all'apporto di Lorenzo Zeppa, alla nuova proposta dello Smart Container ISO. L'intuizione è quella di trasformare la struttura del container marittimo tradizionale mantenendo gli standard ISO. Le grandi pareti laterali saranno riviste e implementate con sottilissimi schermi OLED, portati da un pannello trasparente antisfondamento trattato con del gel di silicio amorfo, per rendere la superficie fotovoltaica. Il nuovo Smart Container potrà viaggiare per il mondo e riprodurre messaggi pubblicitari digitali, offrendo una visibilità unica e un nuovo strumento di promozione per i clienti inserzionisti. La nostra piattaforma Evidence Display offrirà ai clienti la possibilità di acquistare visibilità con la stessa facilità di accesso di Facebook, mostrando le inserzioni in luoghi non convenzionali con modalità mai realizzate in precedenza. Ma il modulo che abbiamo progettato non è solo questo. L'autonomia energetica che abbiamo creato ci dà la possibilità di inserire una nuova tecnologia nel container attraverso il GPS, con sensori di temperatura e umidità, microcamere per il controllo del carico e degli esterni, oltre alla possibilità di sigillare le porte con una serratura elettronica, in grado di aprirsi manualmente solo con il codice segreto o da remoto, così da minimizzare furti e manomissioni. Ma quanto vale il mercato dei container? Sono oltre 40 milioni i moduli Teo in circolazione nel mondo e spostano ogni giorno il 97% della merce che acquistiamo. Via mare o via terra, da che sono stati inventati hanno preso il sopravvento del mercato grazie alla semplice introduzione della loro misura standard. Oggi questo standard viene rivisto da Evidence che lo evolve e lo porta nel futuro. Evidence produce i nuovi container Smart ISO e aggiornerà i vecchi installando la tecnologia brevettata. Evidence noleggia gli Smart Container ISO e lo fa rivoluzionando il mercato. Propone infatti una inedita forma di contratto. Finché il container è in viaggio, il costo di noleggio per l'armatore è pari a 0. Evidence Display è la piattaforma digitale online che vende e gestisce gli spazi pubblicitari, consentendo agli inserzionisti di costruire e controllare le proprie campagne pubblicitarie nel mondo. Il software controlla da remoto gli schermi e ne comanda le impressioni in base agli ordinativi pubblicitari. Evidence inoltre propone l'assicurazione specializzata per proteggere gli Smart Container ISO, così da tutelare al meglio il cliente nell'affitto e nella copertura di eventuali danni. Infine, Evidence Analysis è il software specializzato nell'analisi dei dati raccolti dai container in giro per il mondo, che registra ogni evoluzione nella blockchain. Queste informazioni saranno rese disponibili per i clienti che potranno così monitorare in tempo reale le proprie spedizioni e conoscere al meglio i propri flussi per poter compiere le migliori scelte per il proprio business. I dati in nostro possesso sono davvero incoraggianti e prevedono una progressione di fatturato davvero significativa, per non parlare delle possibili evoluzioni che Evidence promette. La tecnologia che abbiamo sviluppato potrà essere impiegata per i manifesti pubblicitari analogici in giro per il mondo, trasformandoli in digitale. I servizi assicurativi potranno assicurare non solo gli Smart Container ISO, ma anche la merce trasportata e le navi. La nostra tecnologia potrà interagire con i mezzi di movimentazione di container in banchina, totalmente robotizzati ed autonomi, oltre a fornire le basi per lo sviluppo di un sistema di intelligenza artificiale per prevedere il migliore carico di una nave o la disposizione dei container in banchina, per massimizzare la velocità di spostamento delle unità. Infine, le numerose informazioni conservate nella blockchain di Analysis saranno uno degli strumenti importantissimi per gli analisti finanziari e trader, che dai dati di flussi di merci potranno trarre previsioni sui future e sulle materie prime. Ma il futuro sarà sempre più smart e green. Il nostro container smart produce più energia di quella che consuma e le batterie interne consentono uno stoccaggio energetico per poter funzionare anche di notte, senza compromettere la capacità di carico. Quando i container sono in navigazione o fermi in un polo logistico, gli schermi non sono attivi,
ma viene ugualmente prodotta energia. Ogni smart container ISO può generare circa 2 kWh, potendo così facilmente disporre di una piccola centrale fotovoltaica che in futuro potrà rivendere l'energia alla nave, alla banchina o alla rete pubblica, massimizzando i guadagni e generando ulteriore valore aggiunto salvando l'ambiente. Evidence. Logistic and ADV run together.